sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno carissimi amici, eccoci qua all'ultima trasmissione del mese di ottobre. Oggi per fortuna non sono sola, ho un ospite accanto a me, un'amica, una grande musicista. Prima la descrivo nelle sue qualità artistiche. Allora, organista, pianista, clavicembalista, eccetera, eccetera. Mi fermo che sono troppi. Allora do il benvenuto a Maria Cecilia Farina. Buongiorno Maria Cecilia. Buongiorno Oretta, buongiorno a tutti. E finalmente sei venuta qua nei nostri studi, sono diversi anni che io ti corteggio, però non eri molto impegnata nei mesi precedenti, cosa che lo sei anche adesso. Mi devo spostare un pochino, troppo avanti, allora scusate cari amici, va bene così? Ecco, scusate perché dalla regia mi danno dei cenni di spostamento per il microfono. Allora, cara Maria Cecilia, tanto benvenuta qua nei nostri microfoni. Abbiamo detto che sei organista, clavicembalista, pianista, nonché laureata in lettere. E poi cosa dimentico? Ma sì, mi è sempre piaciuto fare troppe cose, forse ne ho fatte troppe e tutte spero discretamente, ma forse non in maniera eccellente, non lo so. No, è molto modesta perché il maestro Maria Cecilia Farina è veramente una organista numero uno, molto nota, molto conosciuta, molto semplice nella sua grandezza di artista e merita il successo che tu hai, Maria Cecilia. Allora, che cosa parleremo oggi, soprattutto nell'argomento di oggi che avrà praticamente un unico protagonista forse? Sì, parleremo di questa incisione integrale che ho realizzato per la casa discografica Tactus, delle opere di Franco Vittadini. È un musicista mio concittadino, pavese,
un musicista che ha avuto ai suoi tempi una grande, notorietà, un successo, enorme possiamo dire, sia in campo teatrale che nel campo della musica sacra. Pensate che per esempio è stato eseguito alla Scala molte volte, al Metropolitan di New York, al Teatro Costanzi di Roma. E poi è stato dopo il 1948, dopo un po' di anni, nel '48 è morto, è stato un po' dimenticato. E quindi, mi ha fatto così, piacere l'idea di riprendere tutte le sue opere per organo, che necessitano appunto di un doppio CD, perché sono 50 pezzi, e registrarli integralmente per la Tactus, un'incisione appena uscita. Ecco perché il maestro Franco Vittadini era prevalentemente un compositore di musica sacra. Ma direi che no, ha praticato entrambi i generi, sia il sacro che il teatro, e a livello paritario. Perché infatti le sue opere Anima Allegra fu eseguita al Teatro dell'Opera di Roma, e poi ebbe repliche appunto anche in giro per il mondo, Metropolitan, eccetera. Il balletto La Taglioni fu eseguito alla Scala e credo ebbe più di 40 repliche, un successo enorme. Però sì, era anche una personalità molto mistica, molto era un uomo di fede e quindi dedicò effettivamente una larga parte della sua produzione alla liturgia, alla musica sacra, sia componendo messe, mottetti, quindi musica vocale, sia pezzi per organo. Ecco, non si capisce perché questi grandi compositori poi entrino un po' nell'oblio. Se non ci fossero degli artisti come puoi essere tu, Maria Cecilia, rimarrebbero veramente nel dimenticatoio. Ma devo dire che è stata una generazione, quella di Vittadini, un po' sfortunata perché, è la generazione degli anni '80 dell'Ottocento. Vittadini era nato nel 1884 e toccarono, diciamo, l'apice del loro successo prima della seconda guerra mondiale, quindi durante, il periodo del trentennio. E poi ecco, dopo la guerra sono stati proprio davvero un po' accantonati, ecco, molti di loro. Perché rientravano in un periodo storico del quale non se ne vuol parlare, quindi insieme a questo periodo vengono cancellati anche i compositori che invece meritano e meriterebbero di essere conosciuti, apprezzati e divulgati. Assolutamente, alcuni di loro che poi considerati magari minori, ma meritano assolutamente di essere ripresi e per fortuna adesso si comincia a riparlarne, ecco, anche perché, poi c'era stato tutto quel movimento delle avanguardie, no, dopo la guerra, che aveva appunto un po', così, cancellato, no, la musica scritta ancora seguendo i principi del sistema tonale, insomma in maniera piuttosto tradizionale. E invece adesso ci si torna perché si scopre che alla fine ci sono delle miniere di bella musica da sentire e da proporre anche a livello di incisioni. Adesso cominceremo a sentire anche qualche brano da questo tuo bellissimo CD che compare, a lato del nostro schermo con una dedica. Io non so se si riesce a ingrandire la dedica, però porta il CD, ehm, La dedica a mio la padre, sì, dedica mio padre Guido Farina, è stato a sua volta che è stato a sua volta mu musicista, compositore ed è stato il successore di Franco Vittadini, alla direzione dell'allora Civico Istituto Musicale, che oggi è conservatorio e che è dedicato appunto a Franco Vittadini. Mio padre è nato nel 1903 e c'era un bellissimo rapporto di amicizia tra questi 2 musicisti, che avevano una generazione insomma di distanza, Vittadini stimava molto il papà, insomma poi il papà fu suo successore. e adesso, Maria Cecilia Farina porta alto il nome del suo grande papà. Senti, Maria Cecilia, riesci anche a leggere la dedica che, Sì, la dedica compare dice: "A Guido Farina, affettuoso ricordo di Franco Vittadini, Pavia, 28 giugno del '21", mi pare di leggere, e di fianco c'è un piccolo pentagramma con poche note dell'opera appunto Anima Allegra, di cui avevo parlato prima, questa opera che ebbe un grande successo, sia appunto in Italia che all'estero.
E che varrebbe la pena di riprendere, Eh sì, secondo me, ecco. il nostro Teatro Fraschini dovrebbe farsi, veramente promotore di Promotore, sì, riportare sulle sì. scene quest'opera di Franco Vittadini. Senti, la fotografia tu la conservi? L'hai la fotografia di Franco Vittadini con Sì, una io bella ho dedica? tante belle foto, sì, la mia casa è una specie di archivio, perché il papà aveva stretto relazioni con tanti musicisti importanti, quindi io ho la fortuna di possedere tutti questi autografi, invece diciamo la parte manoscritta del lavoro del papà, quindi le composizioni manoscritte, le ho già donate a Nomus, Novecento Musicale, che è appunto un'associazione Sì, milanese, la ecco, conosco che si bene, sì. occupa di Fanno di dei fondi manoscritti e fanno tante belle cose, si occupano molto bene della musica del Novecento. fanno dei bellissimi concerti Nel museo nella del del Novecento. Novecento, in Hanno Piazza f del Duomo con una esatto. vista. E hanno fatto proprio anche in Sala Fontana un concerto dedicato a mio padre, pochi anni fa, sì. Senti Maria Cecilia, io passerei all'ascolto. Sì, Quin molto volentieri. quindi che cosa proponi ai nostri amici? Allora, io come primo ascolto avrei pensato a questo brano intitolato "Presepio di Greccio", che si trova nei quadretti francescani, perché direi che è molto indicativo, dello spirito con cui scriveva Vittadini. Una musica molto semplice, ma anche molto raffinata e molto comunicativa. E poi con questa idea appunto di celebrare San Francesco tramite una raccolta di quadretti francescani, appunto, evocare la figura del santo del quale nel 2026 celebreremo appunto gli 800 anni dalla morte, quindi è anche molto attuale adesso parlare di San Francesco. Senti Maria Cecilia, che organo suoni? Allora, per Presepio di Greccio l'ho registrato nella cattedrale di Fidenza. Ho utilizzato però per tutti i 50 pezzi 4 organi diversi, tutti comunque inseriti, diciamo, in un contesto, di organaria che viene definita ceciliana, cioè questi organi della inizio Novecento fino agli anni '50 grosso modo, che sono particolarmente adatti timbricamente alla resa fonica delle opere di Vittadini. Ecco, infatti sullo schermo si alternano sia le fotografie di Franco Vittadini e sia i 4 organi sui quali tu hai Utilizzati, sì. eseguito e inciso queste bellissime musiche di Franco Vittadini. Allora partiamo con il primo. Presepio di Greccio.
Molto bello, molto suggestivo questo brano che abbiamo ascoltato. Vuoi ripetere, Maria Cecilia, di cosa si Sì, si trattava? trattava appunto di quadretto dai quadretti francescani di, Franco Vittadini, Presepio di Greccio. È proprio una pastorale, quel genere appunto molto evocativo dell'atmosfera del Natale e in particolare in questo caso proprio del presepe vivente che è stato realizzato da San Francesco a Greccio. Così è una musica appunto molto evocativa, molto gentile, se vogliamo anche molto semplice, perché Vittadini aveva davvero un linguaggio semplice, non ha scritto, cose estremamente complesse per l'organo. Lui mirava a fare dei brani che fossero fruiti anche da organisti liturgici, quindi non magari Giusto. necessariamente dei grandi virtuosi, ma degli organisti che avessero una minima formazione che consentisse loro di accompagnare appunto le funzioni liturgiche in modo decoroso, e quindi potessero avere una letteratura idonea ai vari momenti dell'anno liturgico. Per questo ha pubblicato circa appunto una cinquantina di brani, quasi tutti presso le storiche edizioni Carrara di Bergamo. Sì. Senti, Maria Cecilia, l'organo è definito, il re degli strumenti, perché praticamente racchiude un'orchestra intera. In questo caso, per esempio, quali strumenti sono stati utilizzati? Se potessimo tradurli in ecco, in clarinetto, in Ah beh, ecco, in questo pezzo in particolare c'era il registro ad ancia della tromba, si sentiva proprio nel tema po po pi po po ti to 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 ti to to, ecco. E poi, naturalmente variando con le 2 tastiere, perché sai che gli organi, sono appunto, come hai detto tu, l'organo è il re degli strumenti, ha, più tastiere, ha anche una pedaliera, quindi non solo ci si limita a suonare con le mani, ma si suona anche con i eh piedi. sì, li E ho visti. quindi c'è una tavolozza timbrica, una palette diciamo molto varia, che consente proprio l'evocazione di climi e di climi molto vari, ecco. È bellissimo l'organo, bisognerebbe conoscerlo anche di più. In effetti, quando tu dici c'è musica per organo, uno un pochino si intimidisce, dice: "Vero o no?" Che Ma è vero, poi diciamo che purtroppo, diversamente da quanto accade in altri paesi europei o anche in America, ehm, l'organo in Italia, non è stato sempre, valorizzato come dovrebbe, anche nella liturgia, insomma si è soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, lo si è un po' trascurato. Noi abbiamo un, patrimonio organario gigantesco in Italia, di cui la più parte è bisognosa di restauro, di manutenzione straordinaria, poche sono le figure professionali che sono in grado di tenere in vita, questi strumenti e anche gli organisti che siano in grado di suonarli, perché spesso i sacerdoti si affidano magari a qualche dilettante, diciamo è un po' un peccato perché, sarebbe giusto che insomma ogni chiesa avesse la sua figura di organista titolare e sono poche le chiese in Italia che hanno proprio una figura istituzionalizzata, ecco, di organista titolare e titolato, posso dire. e soprattutto appunto con, un organista fisso che possa suonare regolarmente e mantenere l'organo, in buone condizioni, perché un tuo Esattamente. collega mi ha detto che su 10 organi 1 solo lo trova in buone condizioni e questo è un Ahimè, peccato veramente, forse ne abbiamo troppi, ahimè. abbiamo un patrimonio ricchissimo e quindi non riusciamo a stargli dietro come si dovrebbe. Senti, intanto ricordo chi sei tu, Maria Cecilia Farina, che hai condotto gli studi musicali accanto a quelli umanistici, ti sei diplomata al Conservatorio di Milano in organo, composizione organistica, pianoforte e clavicembalo. Dimentico niente, poi al Conservatorio di Brescia in musica corale e direzione di coro e nel 1987 ha pensato bene di laurearsi in lettere moderne cum laude. A Pavia, nella Ah, nostra nella università di nostra Pavia, università. sì. Poi ti sei perfezionata in organo alla Musikschule, oggi Università di Vienna, con Michael Radulescu, Radulescu, anzi colgo rumeno. l'occasione per ricordare questo mio meraviglioso maestro Radulescu, ma rumeno ma naturalizzato austriaco, che ho molto stimato e c'era un meraviglioso rapporto tra noi, sì.
E poi hai proseguito però con all'Accademia Chigiana di Siena, con anche qui, troviamo un direttore, e Canadese. clavicembalista canadese, Kenneth Gilbert. Sì. Sì, un Quindi altro musicista di altissimo livello, di grande spessore. poi sei stata docente al Conservatorio di Milano Sì, per tanti anni, più di svolge 40 più di anni. 40 Ora sono anni. in pensione e ho tanto tempo per fare tutto quello che mi Brava, piace, recuperi, oltre all'insegnamento che mi piaceva, però adesso sono più libera di fare tanti altri le progetti. cose che ti piacciono. Sì. Senti, che emozione ti ha dato incidere questo doppio CD di Franco Vittadini? Ma tante emozioni diverse, perché da un lato c'era la gioia di recuperare questo musicista appunto, un po' dimenticato. Dall'altra parte c'è tutta una serie di emozioni legate appunto alla mia famiglia, per l'amicizia che legava papà a Vittadini, per tutte le testimonianze che io avevo ricevuto da papà riguardo a Vittadini. Io so delle cose che credo, sia un privilegio sapere, perché credo di essere tra i pochi, testimoni viventi appunto di musicisti che ormai morti. Mio papà è morto nel 1999, io essendo la quarta figlia, sono nata tardi e quindi ho ricevuto testimonianze che affondano molto indietro nel tempo. E questo mi emoziona. Tra l'altro Vittadini era vicino di casa di mia madre, insomma viveva proprio lì a pochi passi dalla famiglia di mia madre, che poi appunto, quando sposò papà divenne la casa dove tuttora io vivo. La casa di famiglia. Senti, andiamo avanti con l'ascolto, perché è un doppio CD, quindi chissà, ci sono veramente tantissime cose che potremmo ascoltare, ma non ce la faremo naturalmente. No, certo, possiamo Che andare cos avanti con un altro quadretto francescano, perché devo dire questi quadretti sono forse tra le composizioni organistiche più belle che ha fatto Vittadini, e tra l'altro lui era conscio d'avere composto delle cose belle, perché ne fece anche una trascrizione per piccola orchestra. Una trascrizione che però non sappiamo dove sia. Io l'ho cercata e al momento non risulta irreperibile. E quindi propongo un brano che si intitola "L'araldo del gran re". È un brano invece di, grande sonorità, quindi qui sentiremo il ripieno con le ance, ed è una l'allure del brano è proprio quella pomposa, no, per evocare questa figura dell'araldo e gli squilli di tromba appunto dell'araldo. che li riconosceremo nell'esecuzione. Assolutamente sì.
molto maestoso questo Molto brano. maestoso, Sì, molto sì, pomposo. veramente molto, molto bello. Sì, Pro ma devo dire Vittadini proprio è una musica che parla molto a tutti, ecco, non è musica difficile, è musica Assolutamente. piacevole, ma questo non vuol dire che sia banale, Certo, perché è certamente. scritta certamente con grande, cura, insomma, e si sente che era un musicista che maneggiava bene la penna, aveva una tecnica, aveva studiato bene, insomma. Senti Maria Cecilia, questo disco, questo CD Tactus a chi lo si deve? Perché è una bella casa, Devo editrice e non sarà facile oggigiorno così, No, infatti, allora devo ringraziare sostanzialmente 2, persone. Intanto, più che una persona, un'associazione, l'Associazione Musicale Lingiardi di Pavia e in particolare la sua presidente, professoressa Paola Cazzani, che ha accolto, diciamo, l'idea e l'ha presentata al Comune di Pavia, per cui il Comune di Pavia poi ha, preso, sotto la sua ala il progetto e l'assessore Cristina Barbieri proprio ha, con la giunta, deliberato, il patrocinio oneroso al progetto, quindi è stato finanziato in poche parole. E quindi io sono molto grata sia appunto all'Associazione Musicale Lingiardi e alla sua presidente Paola Cazzani e tutto il consiglio direttivo e, naturalmente il comune assessorato alle politiche sociali, e alla cultura, alle politiche chiedo scusa, l'assessorato alla cultura, sì, del comune di Pavia, nella persona Bene, questo dell'assessore Cristina Barbieri. veramente merito, perché solitamente si è meno sensibili con la musica, invece in questo caso, c'è stata la collaborazione anche proprio dell'amministrazione. Sì. Bene, a questo punto rendiamo un attimo la linea alla regia, brevissima, e poi torniamo con l'ascolto di questa bella musica. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Torniamo in diretta, carissimi amici, sempre con la nostra ospite accanto, Maria Cecilia Farina, grande organista, cembalista, pianista, amante degli animali, è bene non dimenticarlo questo. Molto, direi che questo aspetto stia prendendo nella mia vita sempre più spazio. Prima avevi 2 gatti, adesso sei passata a 2 cani, uno ti ha Sì, lasciato, il sì. cagnolino. E ne è rimasto un cane, il cane è più impegnativo del gatto da gestire, però io li amo tanto, tanto e credo che siano anche meglio di noi, se posso essere sincera. Gli animali non tradiscono, Esattamente. non sono gelosi, Sono non dei sono puri. esatto, sono delle anime pure. Sì. Senti, se permetti, ricordo questo appuntamento, se Sveva me lo mette sullo schermo. Dunque, Paolo Favini, 2 artisti, 2 e Chris Collis, 2 artisti, 2 concerti musicali di 2 artisti di rilevanza internazionale si esibiranno nel giro di pochi giorni. Dunque, scusate. Sax alto, ti piace il sax? Sì, a me piace Bello, tutta la musica, devo dire, non ho preclusioni, di strumenti o di generi, perché come diceva una mia cara amica organista francese, c'è solo bella musica e brutta musica, in tutti i generi, cioè, la musica va fatta bene, se fatta bene qualsiasi musica diventa bella. Può piacere. A Locate Triulzi, in via Milano, il 26 ottobre alle ore 21, il grande jazz. Poi vedete la locandina, quindi fotografatevi la locandina perché io non riesco a leggerla. Se riesci a leggerla bene tu? Il grande jazz, Queen e Funky Tribute, Chris Collins, ospite diciamo, e poi ci sono tutti i nomi degli strumentisti: Paolo Favini, Claudia Tripoli, Fabio Rau, Dario Spezia, Ezio Rossi, Enrico Gazzola. Domenica 26 ottobre 2025 alle ore 21 al Lab Scalo Milano Outlet and More. Perché io ho detto Locate Triulzi perché mi compariva Locate Triulzi. Beh, si riporteranno, si Qua informeranno dice loro. Hub Scalo Milano, la locandina. Vabbè, fotografatevi la locandina così poi se vi interessa questo tipo di musica sarà senz'altro molto interessante. Paolo Favini è bravissimo, è stato nostro ospite e quindi confermo. Bene, cara Maria Cecilia Farina, torniamo a noi con il nostro Franco Vittadini, del quale tu sei artefice di questo bellissimo doppio CD che riporta anche questi begli organi che dicevi, uno a partire dall'organo Tamburi del 1915. Tamburini, sì, è stata una delle ditte che proprio all'epoca di Vittadini hanno costruito strumenti, i cosiddetti strumenti riformati, no, perché sai che nell'Ottocento c'era un tipo di organaria, l'organo è uno strumento che ha una vita, una storia lunghissima, che parte dal Medioevo e arriva a oggi. Nell'Ottocento c'era un po' questo gusto operistico, un po' bandistico, mentre poi con la riforma ceciliana ai primi del Novecento, parte già alla fine dell'Ottocento, si sono cercati degli strumenti, diciamo forse meno sgargianti come timbrica, ma che fossero anche adatti ad eseguire, soprattutto brani, da contestualizzare nella liturgia, e anche proprio tutto quella idea di recuperare la musica antica, quindi, insomma la musica del grande repertorio antico, sia organistico che anche vocale, il canto gregoriano, tutte queste cose. No, ma dico guarda che bell'organo, chiesa parrocchiale di Santa Chiara in Villa Chiara, Chiara, provincia di provincia Brescia. di Brescia, Un sì. organo che senz'altro sarà un organo che suona molto, molto bene perché per averlo Guarda, io li ho cercati, come dico, anche proprio, andando a scovare un po' l'affinità elettiva di questi strumenti con la musica di Vittadini, no, perché ogni organo ha il suo repertorio, più adatto. Per Vittadini appunto questi strumenti mi sono parsi molto molto adatti, non sono strumenti molto grandi, ma perché la musica di Vittadini, come ripeto, è una musica abbastanza semplice, intima, esattamente. Vittadini era un mistico, e quindi non sono brani che richiedono quegli strumentoni, insomma, ma piuttosto strumenti, che abbiano una sonorità dolce, pastosa. Sono tanti
i brani che hanno appunto sonorità delicate, no? E quindi così, e poi sai, la scelta degli strumenti va fatta anche in base a tante esigenze, bisogna che lo strumento sia in ordine, che i parroci siano disponibili a lasciare la chiesa nei momenti di silenzio. E li ringrazio tutti i parroci, i vescovi che hanno consentito la registrazione. Insomma, ci sono tanti fattori, bisogna che ci sia anche silenzio attorno alla Si chiesa, perché capisce, i certo. microfoni molto, molto sensibili Captano tutto. captano tutto, quindi anche un motorino che passa può essere un rumore veramente sgradevolissimo. Bene, allora passiamo senz'altro al terzo ascolto. Allora, per il terzo ascolto ho pensato a un brano appunto di sonorità delicata. Abbiamo parlato di questo, prima abbiamo sentito un brano pomposo, l'Araldo del Granale, adesso sentiamo la Laude Serafica. È l'ultimo dei brani che voglio proporre oggi dei quadretti francescani. Il Serafico era San Francesco e quindi Laude Serafica è la lode a San Francesco. Poi sappiamo che proprio nel movimento francescano è nato questo genere della lauda, no? Che era appunto Certo. inizialmente un brano vocale, e poi Vittadini così lo trasfigura in modo strumentale, è un brano molto dolce, sentiremo. È bellissimo anche questo brano, è inutile sottolinearlo. Senti Maria Cecilia, abbiamo una chiamata in linea, quindi la mandiamo in diretta. Pronto? Buongiorno Retta, sono Elisa. Ah, buongiorno Elisa. Come al Buongiorno. solito tantissimi complimenti a te e alla tua ospite. Scopro, grazie alla tua trasmissione, strumenti che conosco veramente poco, devo ammettere la mia ignoranza, ma insomma l'organo, come diceva prima il maestro, appunto non è uno strumento che si sente, la cui diffusione è così, insomma, che si conosce, almeno che io, parliamo di me, che io conosco poco, quindi ho sentito della musica bellissima e sto scoprendo un sacco di cose, quindi grazie. Grazie a te Elisa. Grazie a lei davvero. Forse bisognerebbe che durante la funzione religiosa ci sia sempre un accompagnamento d'organo. Ma Perché guarda, io nel mio piccolo, per esempio, vado sempre a suonare almeno una messa alla settimana, e lo faccio a titolo assolutamente volontario e gratuito, presso la mia parrocchia, che è la Basilica del Santissimo Salvatore a Pavia, una chiesa tra l'altro stupenda, e uno degli organi appunto utilizzati per la registrazione, forse anzi quello che ha quello che si vede e che ha un'immagine proprio scenografica, ecco, perché è una cantoria stupenda, tutta ornata, è proprio l'organo Lingiardi che si trova in quella chiesa. Io sì, sono convinta che ci vorrebbe sempre un organista, però ecco, un organista anche che sappia suonare, perché purtroppo noto che in questi ultimi anni a volte si è dato spazio anche a persone
Per non che non propriamente adatte non all'organo. propriamente adatte e anche a repertori non propriamente adatti. Ecco, questo sarebbe un discorso che preferisco non aprire perché No, no, non ci apriamo discorsi porterebbe lontano. certo, però piuttosto che dei cori messi un po' insieme che cantano, ecco, un intrattenimento proprio, d'organo, forse renderebbe anche la partecipazione alla messa più ehm, ti darebbe quella spiritualità che spesso ascolti la messa un po' in maniera distratta, in maniera Assolutamente. ecco, un richiamo con la musica d'organo che ti fa sentire che c'è qualcosa veramente più in su. Assolutamente. Il problema è che appunto, gli Mh. strumenti sono macchine e come tali vanno c'è Certo. un problema di manutenzione, in alcuni casi proprio di restauro, perché abbiamo anche tanti strumenti meravigliosi ma muti in Italia, cioè proprio strumenti che sono stati abbandonati a loro stessi, non suonano più e allora lì poi anche la spesa per riportarli in vita è elevata. Ma Però semplicemente basterebbe che quando uno strumento, funziona, è un bello strumento, venisse fatta una regolare manutenzione e qui sarebbero proprio i sacerdoti che dovrebbero prendersi a cuore questo aspetto e consentire a un senti, organista di suonare. c'è un censimento comunque degli organi italiani? Che io sappia proprio completo no, però sono stati fatti a livello regionale e le varie sovrintendenze, Mh-mh. eccetera, hanno fatto, un grosso lavoro di catalogazione, quindi, credo che completo non si sia ancora raggiunto, ma c'è, anche guardando in rete, già un grosso database che Ma insomma poi può fornire buone indicazioni, basta ecco. calcolare ogni chiesa che ha il suo organo praticamente, Sì, sì, più o sì. meno, almeno che non sia una cappelletta, però ogni chiesa ha il suo organo, piccolo o meno piccolo, e quindi si fa 3. Sono Sono tantissimi, sono tantissimi tantissimi. veramente. Senti, siccome questo disco è veramente interessante, quindi non vorrei perder tempo e sentire ancora qualche altra cosa che hai scelto tu da questo quanto dura l'ascolto complessivo? 2 ore? Ah, l'ascolto anche di più, sono 2 CD che varcano entrambi i 70 minuti di musica, quindi Quindi sì, 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 quindi vanno presi a piccole dosi, certo, certo. perché, non è certamente musica così che si No, possa ogni on tanto sentire qualche brano, certamente secondo me comunica anche molta pace e interiore, hai ragione, perché è musica gentile, è ecco. vero. E quindi come musica gentile cosa Allora, con c'è? musica gentile, vabbè, io avevo scelto appunto il Preludiando dalla suite contemplativa, che è registrato proprio lì nella Di chiesa dove io suono anche le messe. Quindi c'è questo brano intitolato Preludiando.
Sfuma dolcemente, col tuo permesso, Maria Cecilia. Assolutamente, Ecco. anche perché tra l'altro questi brani hanno spesso una forma ternaria con la ripresa, Quindi quindi la parte ritorna. finale ritorna, esatto. Quindi non perdiamo niente, non No, perdiamo niente. Senti Maria Cecilia, a che ora suoni tu alla io messa? suono alla messa delle 17:30 la No, domenica. è un buon orario. È un buon orario. Io ogni tanto ricordo quante cose belle offre la nostra piccola città di Pavia, poco conosciuta, veramente pochissimo conosciuta, a parte le basiliche, una più bella dell'altra, le nostre torri medievali, il ponte coperto, il È una città castello, stupenda. l'università, eccetera, eccetera. Contiene dei tesori, venite a vederla, la tomba di Sant'Agostino, faccio veramente tanta pubblicità alla nostra città, Assolutamente. quindi invito gli ascoltatori. Oltre a Pavia io faccio molta pubblicità alla Piazza Ducale di Vigevano. Ecco, a proposito di Vigevano, appunto, domani non suonerò la messa a Pavia perché ho un concerto a Vigevano, Ah, proprio bene. sull'organo più antico di Vigevano, che è un Rondini Serassi, la prima struttura, diciamo, è del 1678, quindi l'organo più antico di E Vigevano. in quale chiesa sarà? È nella chiesa della Madonna degli Angeli, Bene, per chi ci ascolta, avevamo in un'ascoltatrice via sempre Madonna degli Angeli. ecco vedi? Quindi un'altra occasione per andare a vedere Piazza Ducale e ascoltare il concerto di Maria Cecilia Farina. Che ora scusa, non ho dimenticato? Alle 17. Ah, ecco, che questo è un ottimo orario. Bene, adesso partiamo ancora con un altro brano perché non vorrei così fare delle dimenticanze, anche se dobbiamo fare delle esclusioni per forza. Ma assolutamente, sono 50 pezzi, sarebbe impossibile. No, mi viene, spontaneo ricordare la collaborazione di un amico, cantante, il baritono e liutista Renato Cadel, Sì, che ha prestato, appunto so che è stato anche ospite certo. tuo, Retta, della trasmissione, e ha prestato la sua collaborazione per intonare un inno francescano, perché, c'è una piccola raccolta di pezzi di Vittadini che contiene appunto dei versetti che così a me, non piacevano tanto eseguiti uno in fila all'altro, sono 4 pezzettini, e allora mi è venuta questa idea di, alternarli con una melodia, gregoriana, una melodia medievale che è un inno francescano, Plaude turba paupercula. Possiamo ascoltarlo? Prima sentiremo appunto la prima strofa dell'inno e poi entra dolcemente l'organo e via via così. Laude turba paupercula, patre ditata paupere, laudis propina pocula, sacro depressa Viri contactus nagmine, sancto carescens flamine. Sveva mi chiamava, ero distratta cara Sveva, perché stavo leggendo a proposito di Cadel che ci sarà proprio la scuola gregoriana Ghislieri, Rosarium, il 24 ottobre. È stato 2000 ieri. È già Ieri passato. sera. Ho perso Nella Basilica di San Pietro in Celdoro hanno fatto proprio un bel concerto, Sì. in onore di San Severino Boezio. Esatto, Sì. concerto per cui vedi che con le date uno si perde? Pensavo Ma di essere diciamo che a Pavia in questo periodo c'è stato un ammasso di eventi veramente forse anche eccessivo, perché, È vero, sì. c'erano molte sovrapposizioni e diventava davvero difficile seguire tutto. Infatti sono rimasta indietro. Pensavo di dirlo adesso, scatto gregoriano e nuove composizioni di Matteo Magistrali, Renato Cadella, direttore, eccetera, eccetera. Esattamente. Sì, sì, è Pensavo di stato essere ieri sera. si perde la nozione del tempo, siamo già al 25. Sì. Peccato.
Peccato che si voli così il tempo, eh. Senti, siamo quasi a Natale fra poco Tempus allora. fugit, siamo quasi a Natale Allo e quindi direi che, non può mancare un'altra pastorale. penso di Margherita no. Vittadini ne ha scritte davvero tante e questa direi che, tratta dai 12 pezzi originali che vi propongo, è un po' particolare perché un amico, che ama la musica ma che non è musicista mi ha detto: "Caspita, ma sembra un pezzo di musica celtica." Perché così, e è molto evocativo, ha un linguaggio un po' modale, un po' particolare, quindi ve lo propongo per questo. Allora Sveva tiene di sottofondo questo bellissimo brano sul quale noi dovremmo salutarci, Maria Cecilia Farina, e intanto ti volevo chiedere la solita domanda: se uno volesse acquistare il CD, ormai i negozi non esistono più. I negozi Quindi di CD, ahimè, non esistono più, quasi più, no, veramente qualcuno c'è ancora, per esempio a Milano sulla si bottega di trovano ancora, Scantica che sì, sì, esattamente, esattamente. per Altrimenti c'è sempre l'ottima possibilità di acquistarlo sulla rete, si va sul sito della Tactus digitando, Franco Vittadini, Maria Cecilia Farina, viene fuori il disco e sono acquistabili le tracce, per cui uno poi le può ascoltare anche sul computer, sull'iPad, insomma, ecco, con però tutti i dispositivi il questo CD che piace a me, che tutte le volte lo ripeto, questo in cartaceo con le belle fotografie, quello e quello, quello ma credo sia ordinabile anche quello probabilmente su sulla rete. Amazon, Sì, sì, su sì, se uno, lo ordina direttamente alla Tactus oppure appunto in qualche negozio di fiducia, o può avere. altrimenti scrive a me che Ah glielo certo. spedisco. Senti Maria Cecilia, io ti ringrazio infinitissimamente di questa tua partecipazione molto attesa, è però arrivato anche il momento e torniamo insieme a Pavia. Ti volevo fare un'altra domanda, ma naturalmente nel frattempo è sfumata e quindi non posso che farti ecco, no, volevo dire, fra pochi giorni andrai a Roma anche. Tra pochi giorni andrò a Roma all'Accademia di Santa Cecilia con l'Orchestra Ghislieri, Ecco, bene. perché appunto, con Giulio Prandi, direttore appunto di Coro e Orchestra Ghislieri, eseguiremo a Roma, all'Accademia di Santa Cecilia, un programma interamente dedicato ad Alessandro Scarlatti, il grande autore barocco del quale si, celebra appunto il centenario, il terzo centenario, dunque lui era nato nel 1660, morto nel Quindi la 1725. morte bisogna Quindi è accelerare. il terzo centenario della morte. Va bene, vedremo di riuscire a ricordarlo magari entro questo 2025. Bene, carissima Maria Cecilia Farina, grazie infinitamente per questa tua partecipazione, complimenti per questo bellissimo doppio CD, Franco Vittadini, opera omnia per organo, che il maestro Vittadini aveva voluto dedicare al tuo prezioso papà. E Sì, ecco, possiamo anche mettere sì. ecco, chiudiamo con l'ultimo brano che Benissimo. Allora presenterai facciamo tu. un brano allegro che si intitola "Scherzo toccata". Perfetto, E bene, con così questo brano allegro, grazie ringrazio di Maria cuore io Cecilia Oretta per questo invito e e un Radio abbraccio a Libertà. Sveva perché oggi lascia la nostra radio. Complimenti per la tua carriera.
Ciao Sveva, grazie di tutto anche a te. Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Chai. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica.